Avvocato, ha parlato di un club. Sì, di un club, ecco, e non era il suo figlio. Ah no, ecco, di chi era? Questo club? Sì. Di fatto mio. Ah, ecco. In che anno questo avveniva? 94. 94. E chi è che si recò, si interessò per fare chiuderlo o per non consentire l'apertura? Un certo Franco, nipote di Salvatore Cristaldi. E poi lei si incontrò con Salvatore Cristaldi? No. Quindi con chi ebbe gli abboccamenti? No, non li ebbe con nessuno personalmente. Ho mandato un biglietto con mio padre nel biliardo che hanno loro lì a Picanello e di cui le dicevo che di incontrarci per risolvere questa situazione, e che anche mi sono lamentato del comportamento che ha avuto questo Franco, in quanto io, essendo che ero sempre stato corretto nei riguardi di Santa Paola, pur avendo delle riserve. Sì, allora dopo questo dicevo di venire ad un incontro. Sì, e poi? Perché loro hanno detto di no, poi è successo dopo qualche giorno che sono stato arrestato e che la cosa sia finita lì. Quindi lei non si incontrò mai con Salvatore Cristaldi? No, mai. E allora come deduce che chi era venuto da lei era stato mandato da Salvatore? No, l'ha detto questo Franco a mio figlio, che era il nipote di Salvatore Cristaldi. Senta, ieri lei ha parlato di una certa zia Grazia, Zarazia, no? Sì. Ripeto le sue parole che Sì. vi fece negativa, fra virgolette, per il prestito di 100 milioni. Sì. Che dovevano servire per un acquisto di armi. Sì. E chi è che ve le vendeva queste armi? C'era uno del nostro gruppo che aveva, diciamo, trovato una strada. Sì, e chi era questo del vostro gruppo? L'epoca in cui sto parlando io? Sì, voglio dire, siccome lei sa dei 100 milioni, sì. Se mi dice dove si compravano, chi le vendeva, dove andavano, non lo so. Erano comprati da Milano, dovevano arrivare. Era Sebastiano Tomaselle. Da Milano. Ma lei che sa tutte queste cose, dico, non ci può dare notizie più precise? Questi soldi si mandavano in lire, si cambiavano, cosa si faceva? Ma se questi soldi a Zarazia mi hanno lavorato, oggi io a lei ci spiegava, siccome non mi resi, non ci posso spiegare. Ah, ho capito. Va bene. E lei conosceva Andrea Finocchiaro personalmente? Sì. Da quanto tempo lo conosceva? Diciamo dal 75-76, 1975-76. Lei gli chiese mai favori? No, mai. Ci può dire che genere di favori poteva chiedere o ottenere il signor Finocchiaro? Il favore non lo so di che genere, però che lui era, diciamo, molto considerato all'interno dell'avvocatura, in quanto era, mi pare, se non ricordo male, un messo. Sì, le chiedo scusa. Lei ha detto che qualsiasi cosa aveva bisogno, o si aveva bisogno, io credo, nel campo dell'organizzazione, Finocchiaro li andava a chiedere ad Andò. Se ci può dire almeno uno dei favori che chiese oppure ottenne. No, non posso essere specifico nella domanda, perché... Uno solo, un favore che chiese, che ottenne. Avvocato, già mi ha scippato a parola, non lo so. Non lo sa. E allora lei da chi le ha sapute queste cose che poteva ottenere favori? Era compare di Salvatore Pillera. Forse non riesco a... Era compare di Salvatore Pillera. Sì, no, ma... Amico di Giuseppe Sciuto. La domanda è un'altra. Sì, per cui io queste cose
È normale che li so all'interno di queste persone. No, io non l'ho detto all'interno, perché io le voglio spiegare che la voce pubblica non ci interessa. Io ho bisogno, le chiedo scusa se la insisto, di sapere, a me lo disse il signor X, il signor Y, il mio all'epoca associato Z. Se lei me lo può dire chi è che gli disse di Avvocato, a quest'ora lei questa domanda non me l'avrebbe fatta, perché io già avrei detto anche la fonte, essendo che non la so. Ho detto prima, glielo ripeto ora. Non lo sa, va bene, la voce. Non me lo ricordo, perché sono ricordi labili, ricordi diciamo sbiaditi, perché si parla di tanto tempo. Va bene. Senta, che lei sappia, le fu anche detto così, o si sapeva che Finocchiaro era una persona che veramente poteva ottenere favori, oppure poteva anche darsi che fosse un venditore di fumo, uno che dava bidoni, che praticamente, come si dice in gergo, faceva rotture? Avvocato, io conosco anche il meccanismo delle votazioni. No, aspetta, non sto parlando di votazione. No, aspetti, le voglio dire, no, lei parla di favore in genere. Perché lei scantona? No, io non scantono. Sto parlando di voti, poi Ha ragione. Mi dica. Io le sto chiedendo. E le bugie, avvocato, hanno i piedi corti, per cui poteva dire una volta o due la bugia, la terza volta Allora le faccio praticamente ci sono, naturalmente, evidentemente vuol dire che ci sono dei risultati che ha dato Andrea Finocchiaro, per cui era molto quotato, come ad esempio Salvatore Palermo, che è stato trovato con delle bombe in macchina insieme a Mimmo Longo con la consulenza dell'avvocato Puleo, ma con l'interessamento di Andrea Finocchiaro è uscito. Questo è un dato di fatto. Cioè, se vuole, per esempio in questo momento che ne stiamo parlando mi sta sovvenendo questo. L'interessamento di Andrea Finocchiaro consisteva in questa situazione, che Andrea Finocchiaro andasse a parlare con Y o con Tizio, con Caio, o io no, questo non glielo so dire, che bleffava come sta dicendo lei, non lo so. Praticamente io credo che lei stia parlando di ben altri favori e di ben altri interessamenti, di ben altre millanterie. Voglio dire, lei sa se vi è stato qualche altro collaborante che ha avanzato di questi sospetti nei confronti del signor Finocchiaro, dico meglio, nei confronti di queste sue possibilità di ottenere di questi favori, e tutte queste denunce sono state tutte nei confronti di magistrati, sono state archiviate perché false? Perché ha parlato di magistrati, avvocato. Appunto. Questa è una cosa che sta dicendo Appunto. lei. Non ne ha parlato né nella domanda il pubblico ministero né il Ferroni. No, anche perché stavo appunto io per essere più chiaro, perché io avevo immaginato che andava a finire qui l'avvocato e stavo dicendo appunto, può darsi che era talmente bravo il Finocchiaro che faceva mettere in pratica tutto il codice in tutto e per tutto, ed era bravo in questo, e lui bleffava, non lo so, però i risultati erano quelli. I giudici li sta nominando lei, non io. Signor Presidente, io le chiedo scusa, io credo che o qui siamo tutti Alice nel Paese delle Meraviglie, oppure il riferimento che io non sapevo a quel signore che fu trovato con un arsenale di bombe a mano in macchina, e il signor Finocchiaro, attraverso l'avvocato presso il quale era commesso, riuscì a tirarlo fuori, oppure io non capisco. Voglio dire, lei ha fatto, mi scusi avvocato, lei ha fatto un riferimento a magistrati che sarebbero stati assolti, prosciolti, non so che cosa voleva dire, ed è un dato assolutamente nuovo, un dato che non è emerso da nessuna parte, quindi fa una domanda presupponendo una risposta che non c'è stata mai in questo processo. va bene. Come ad esempio questo arsenale di bombe, io non ne ho parlato. Come non ne Ho detto delle bombe, no, arsenale. ho esagerato, va bene, ho esagerato. Fa parte del mestiere, avvocato. Sì, grazie. Senta, lei ha detto che era presente allorché Mario Laudani si lamentò perché Andosi era messo coi Santa Paola, e lei dice che questo avviene subito dopo la morte di Santo.
quando avviene la morte di Santo? All'incirca, di Santo Nel Lauro. mese di agosto del 90. Mese di agosto del 90. Sì. E poi lei, posso usarlo, lei continua, e lo uso come contestazione, lei dice a Gaetano Laude: ma come va con Salvandò, che rapporti avete? E dice: ma Pippo, li sto riprendendo. E allora qua io gli ho detto: ma questi vespri siciliani, ma i vespri siciliani, la Paffare ci diceva io, no? Le chiedo scusa, lei aveva un potere di divinazione, di intuire che 2 anni dopo sarebbero avvenuti i vespri siciliani? No, mi scusi, avvocato, mi scusi. No. Mi ripeta tutta la Lei domanda deve perché io non ho capito nulla. Allora io le leggo quello che lei ha detto. Quando? Il 14 aprile 1995, subito dopo la morte di Santo, ha inveito contro Salvandò, diceva: vedi, questa è opera di quel cornuto di Salvandò che ci ha giocati, che si è messo ora con i Santa Paola. Allora io, quando lui fece questo discorso, Gaetano Laudani, mi sono ricordato di questa cosa, e allora gli ricordai e gli ho detto: ma come va con Salvandò, che rapporti avete? Dice: ma Pippo, li sto riprendendo, cioè questo qua. Gli ho detto: ma questi vespri siciliani, la Paffari ci diceva, no? E allora non sono più andato oltre nel merito. Questo avviene subito dopo la morte di Santo, che avviene nel 90, luglio 90, e allora il signor Ferone ha dei poteri divinatori, che sa anche di un'operazione che si fa 2 anni dopo e sa anche come si chiama. Se me lo spiega. Io sinceramente non l'ho del tutto capito come lo ha prospettato lei. No, aspetta. Fortunatamente lo capiamo noi. No, va bene, questo è fuori di dubbio. Che io parlo con... No, grazie. No, che io... No, ho finito la No, domanda. aspetti un po', io non ho capito come lei l'ha prospettata. Non ho bisogno, io ho finito la domanda. Mi scusi, lei ha usato il termine contestazione, quindi la domanda dovrebbe aspettare la risposta, avvocato. E se me l'ha data la domanda? Me ha risposto. Ma stava rispondendo. E allora, aspetta, non lo so. In ogni caso, se io sono Se lei soddisfatto, fa una contestazione. se io sono soddisfatto, lei perché ha questa curiosità? Io sono È una curiosità legittima prevista dal codice, perché se lei fa una contestazione deve consentire di rispondere, perché altrimenti allora la contestazione... E allora poi lei, credo che... vuol dire che non le interessa la risposta. Non potrà riprenderla. Io credo che sia così chiaro. E un interrogatorio che fa il dottor Zucca. Il pubblico ministero può controllare se gli risulta qualcosa che... Sì, va bene. Sulla quale... All'avvocato non interessa la risposta. Prendiamo... Gli basta constatare la differenza di verbalizzazione, no? Non lo so, dico, io credo che sia... è una contestazione? La contestazione, io credo, lo sappiamo tutti, sembra pedante, ripeto, è un contrasto tra 2 dichiarazioni. Io non ho capito, l'avvocato ha dato lettura di una dichiarazione resa in un altro contesto, dice che è una contestazione, non ho capito perché è una contestazione. Se invece è un contrasto logico è una cosa diversa, non è una contestazione. Allora è un contrasto logico, se me lo vuole spiegare, cioè se mi spiega come sapesse 2 anni prima, e questo glielo posso chiedere? Allora lei può chiedere tutto. No, dico, se mi può rispondere come lo sapesse 2 anni prima. Ma se appunto lei mi fa spiegare, io magari cerchiamo di risolvere questo dilemma. Allora cerchiamo. Dunque, per intanto tengo presente che questo discorso è in 2 fasi. Uno, come ho detto prima, nel 90 con Mario Lautani e Alfio Lautani, dopo la morte di Santo Lautani. Nel 92, quando c'è... Scusi, non ho la presunzione di dirle, ma sto per dirglielo. Legga attentamente questa dichiarazione e si accorgerà che... Allora, io per l'esperienza che abbiamo tutti qua dentro
noto che quando c'è una contestazione e insorge nel dichiarante un'ansia di chiarificazione che normalmente porta più lontano di dove si dovrebbe arrivare, e quindi molto spesso la contestazione ha questa funzione strumentale di provocare una contraddizione di cui poi il giudice, quando deve trarre delle conclusioni, non sa proprio che farsi. Quindi non mi riferisco a questo, avvocato Attanasio, sto facendo considerazioni di ordine generale. Per cui, se a lei non interessa un chiarimento, prima che il signor Ferone si imbarchi in spiegazioni che lasciano il tempo che trovano, se il pubblico ministero ha delle argomentazioni sue da fare, le farà nella seconda tornata. Sì, va bene. Se ritiene di non doverne fare, le faccio perché dalla lettura con un po' di quindi, attenzione si comprende qual è il riferimento e quali sono le occasioni di questi incontri. Se lei vuole spiegare le occasioni... avvocato, basta leggerlo. Se lei lo legge con un po' di più attenzione comprende che non c'è nessuna contraddizione. Vabbè, io l'ho letto con attenzione. E poi vuol dire che in sede di intanto passiamo al prossimo intervento, se l'avvocato Attanasio è finito. Va bene. Presidente. Chi altri c'è? Sì, ancora non ho finito. Bene. Io e il signor Ferone, lei parla di un appoggio dato ad Adornetto nel 90-91 dal signor Di Raimondo. Lei come lo sa? L'ho detto anche ieri, si sapeva in giro. Continuo a dire, io non riesco a capire questo si sapeva. Noi abbiamo bisogno di sapere come si sa. Dalle persone che dicevano che Adornetto era portato forte in quel periodo là, in quanto era portato da Natale Di Raimondo. Cioè, da quali persone? Le persone che si incontrano per strada, nei bar. Nei bar. Se ora io non è che mi posso ricordare l'elenco di lei è 100-200 del quartiere persone. di Montepo? Io? Lei è del quartiere di Montepo? No. Senta, lei conferma che lei ha detto che è stato nel carcere di Bicocca fra il dicembre del 94, poi è andato via credo a metà gennaio 95, è ritornato ed è rimasto fino a marzo 95. E in che occasione? Credo che sia stato Marcello D'Agata a dirle di stare tranquillo perché di lì a poco i processi si sarebbero aggiustati. A me non mi ha detto di stare tranquillo, perché io non ero preoccupato. Comunque, se è questo qui che vuole sapere. Se mi dice cosa le disse. No, si parlava più o meno per l'andamento di questi processi, l'andamento diciamo di questo stato di emergenza, e che diciamo, non c'è problema. Non c'è problema? Non c'è problema, avete tutto un fuoco di paglia, in quanto quanto prima finiranno tutte queste cose e ritorna tutta alla normalità. Tu credi, io ho detto, ma tu credi, è una tua considerazione? No, dicevo una persona, un politico importante, dicevi, me l'ha detto. Sì, e me lo dice quando questo avvenne? In quale periodo? Avvocato, in quei periodi là. No, voglio dire... Cioè, gennaio, febbraio 95, quando? Sarà stato febbraio, sarà stato marzo, sarà stato in quei periodi. Io non c'ero, se mi dice... E c'ero io, per questo glielo sto dicendo. Febbraio, marzo 95. Ancora qualche domanda? Le chiedo scusa. Lei ieri ci ha detto che decise la sua collaborazione in quanto si accorse che l'organizzazione non rispettava più le regole, uccidendo donne, vecchi, bambini, giusto? In linea di massima sì. Io le chiedo questo: quando lei, sia pur giovane, entrò a far parte dell'organizzazione, lei accettò che si commettessero estorsioni, attentati e anche omicidi di persone adulte nella filosofia dell'organizzazione? Dico, questo lei lo accettava?
A malincuore, sì. Lei ha mai partecipato a qualche omicidio o comunque lo ha provato? Sì. Diciamo quindi, e lo abbiamo appreso, che quando le uccisero, diciamo in maniera barbara e al di fuori delle regole della filosofia o della cultura dell'organizzazione, quei suoi congiunti innocenti, è chiaro che lei ebbe un moto di ribellione. Ma contenuta dentro di me, una ribellione, non è feito contro nessuno. Sì, io le chiedo, così lei può rispondere con grande onestà intellettuale. Lei ha giustamente così intenzione o comunque desiderio di vendetta nei confronti di coloro i quali le hanno ucciso questi due innocenti? Avvocato, che senso ha? No, io No, le che sto senso ha la chiedendo. vendetta? Questo qua è quello che lo voglio. Ognuno Che senso ha? agisce come vuole. Io per Appunto, esempio ecco. l'avrei. Lei? Io onestamente, facendo un esame di coscienza, ritengo che non mi sentirei soddisfatto fin quando non raggiungessi la punizione dei colpevoli e magari qualche cosa di più. Ma dico, ognuno ha la sua. Probabilmente io non sono un buon cristiano. Mi dispiace per lei, io sono un buon cristiano, nonostante tutto. Io le chiedevo. Già risposto, Cioè, avvocato, già risposto. E perché, No, sì. mi scusi, che attenenza potrebbe avere con il processo? Cioè, Le chiedo scusa, Tra l'altro- dal momento che lei ha fatto il panegirico sulle ragioni morali ed etiche, per ripetermi, del suo pentimento, io le sto chiedendo, credo che le possa chiedere anche qual è il suo intimo sentimento dopo questi fatti. E se mi risponde io le sono Io l'ho grato. detto, avvocato, io non vedo la ragione della vendetta, non ritorna più mio figlio e mio padre, per cui che senso avrebbe? Va bene, grazie. Posso, Presidente? Chi c'è in turno? Io avevo chiesto Una domanda sul Avvocato. Prego, Mimmo. Sei avvocato Cannavò? Un momento. Signor Ferone, premesso che io non ero presente, quindi la pregherei che se dovesse essere un po' impreciso, la pregherei appunto di correggermi. Le è stato chiesto da parte dei pubblici ministeri relativamente ad una eventuale conoscenza nei confronti di tale Gutta Bruno e lei ha riferito Come? che Gutta Bruno. Guttà, Lei ha riferito che non lo conosce questo Gutta Bruno, però dice è nell'area Santa Paoliana, riferendo anche che conosce il padre di questo Gutta Bruno. Ora, se cortesemente vuole riferire, è una sua deduzione che questo Gutta Bruno agisca nell'area Santa Paoliana oppure l'ha saputo da qualche altra persona e se da chi se lo può riferire? Io l'ho saputa da persone praticamente dirette, interessate, sin da quando c'era anche suo padre, in quanto per quanto riguarda il nostro gruppo Pillera, Nunzio Cavallaro era uno molto addentrato in questi ambienti delle bische e che conosceva tutti. C'era Ciccio Mirecano, Francesco Calì, e che conoscevo a tutti e me ne parlavano loro, me lo dicevano loro. Quindi in relazione al Gutta Bruno gli è stato riferito dal Cavallaro Sì. defunto, ho capito. Un'altra domanda, lei poc'anzi, sempre torno a ripeterle, tenendo conto di quella premessa perché io non ero presente, facendo riferimento a tale Renato, ha detto che questo signore ha saputo che si trovava in semilibertà. Può riferire per quale reato era semilibero, ovvero in quale carcere scontava la sua No, semilibertà? non lo so, semplicemente sapevo che era un periodo che si trovava in semilibertà, non so perché il motivo. Grazie.
Prego. Posso, Presidente? Signor Ferone, lei ha parlato di diverse guerre, per utilizzare il suo linguaggio. Escludendo quella che lei colloca negli anni '80, io avrei interesse un po' a chiarire invece quella che va dall'88 in poi. Nell'88 lei dice che c'è una scissione tra il gruppo Sciuto e il gruppo Cappello? È così? Sì. A seguito di questa scissione nasce una guerra fra questi due gruppi? Sì. Ed è, diciamo, lei è in quel momento, mi pare, che faccia parte del gruppo Sciuto? Sì. Ed è in guerra quindi con l'altro gruppo? Sì. Questa guerra si conclude quando? Se si conclude? Come ho detto, nel 90. Ma nel 90 si conclude fra Sciuto e Pillera oppure con i Laudani? Perché mi pare che poi anche i Laudani sono in guerra, cioè nel gruppo Sciuto confluiscono i Laudani in questa guerra con Pillera a Cappello, secondo sempre il suo dire, o no? Non l'ho capita come è articolata la... Sì, cerco di essere più chiara. La guerra dice dura 2 anni. Più o meno. Più o meno. Aspetti. In questa guerra, che vede da un lato il gruppo Pillera a Cappello, dall'altro lato il gruppo Sciuto, dico, allora puntualizziamo una cosa: nel gruppo Sciuto ci sono sempre, secondo il suo dire, il gruppo Laudani, Puglisi e Claudio Di Mauro, dico bene? Sì. Quando lei dice che avviene la pace, questa pace fra il gruppo Pillera e gli Sciuto riguarda tutti o solo il gruppo Pillera e il gruppo Sciuto? No, riguarda tutti nel 90. Nel 90 riguarda tutti. Premetto, come ho sempre detto sin dall'inizio, che le vere paci non esistono. Chiarisca meglio, se vuole chiarire. Ci sono pace di comodo, pace di convenienza, pace momentanee per circostanze di necessità, ma poi sempre si risvegliano e si riprendono. Ma io, se non ricordo male, mi pare che sì, lei abbia detto che sostanzialmente la guerra fra il gruppo diciamo Pillera a Cappello e il gruppo Laudani non cessa, continua. Frontalmente, come dire pubblicamente, finisce nel 90. Sì. Quando nel 91 entra in guerra Mazzei, Cappello, praticamente gli si infila in mezzo, detto in gergo, Gaetano Laudani, continuando la guerra da dove si era fatta la pace praticamente, però tutto in sordina, non pubblicamente. Perfetto. Tutto ciò, diciamo, è che veniva attribuito a Santo Mazzei. Benissimo, no, ma questo dico, non mi interessa entrare nei particolari. Lei frattanto a quale gruppo continua a fare parte? Oggi? No, fino a, diciamo, che sì, diciamo all'88 Sciuto è in guerra prima con Pillera a Cappello, abbiamo detto, poi c'è questa pace, successivamente continua la guerra anche per il gruppo Sciuto, mi pare di aver capito. No, il gruppo Sciuto si è astenuto da entrare, diciamo, da fare cosiddetti in gergo cucciamenti. Quindi mi faccia capire, cioè nel 90, dopo che c'è la pace il gruppo Sciuto ha mantenuto la pace fino a quando? Fino a quando poi è entrato in guerra direttamente con i Laudani, contro i Laudani. E questo mi pare che sia collocabile quando? A metà 91? No, 92 fine, a causa della morte di Domenico Longo i Laudani Gaetano. Non è che già la guerra incomincia quando lei esce dal carcere, che non esce prima dell'omicidio di Longo? Sì.
Quindi Io esco prima dell'omicidio di Longo. dico, è già ufficiosamente, per utilizzare il suo linguaggio, non è già in animo di fare guerra col gruppo Laudani. E c'è, come dire, in genere si sta bugliando una pignata. Praticamente appena sono uscito già la pentola era in ebollizione. No. Quindi sostanzialmente lei è in un gruppo che, tranne questa parentesi, diciamo, che dovrebbe comprendere il 91 all'incirca, è in guerra vuoi con un gruppo, vuoi con l'altro. Dico bene? Tranne questa parentesi, con l'altro, uno con uno. Lei sempre parla tra questa guerra in atto tra Isciuto e i Laudani? No, io parlo, c'è la guerra fino al 90 e lei certamente è in guerra perché è schierato con Sciuto, è Sciuto in guerra, poi lei dice noi rispettiamo la pace, e questo quindi avviene, questo periodo, diciamo, di pace, di neutralità vostra, si colloca nel 91. Poi però nel 90? 90, giusto. Lei, se non ricordo male, nel 91 è latitante. Sì. Da gennaio 91 fino a, credo, metà 91, no? Sì, fino a 15 luglio 91. Quindi se io dico che sostanzialmente lei dall'88 al 92 si trova o in guerra con nemici o in guerra con lo Stato, non dico cosa sostanzialmente inesatta. No, con lo Stato sì. Con lo Stato è in guerra o non è in guerra? No, con lo Stato sta dicendo una cosa pesante. No, inesatta dico. Ah, inesatta, mi scusi. Se lei è latitante, dico, la guerra, dico, è Sì, questa, sì, allora cioè, nel senso che avevo capito male io, mi scusi. Signor Ferone, è chiaro, utilizzo il termine guerra non perché lei voleva uccidere il rappresentante dello Stato, dico perché lei con la latitanza si sottrae al provvedimento di cattura. Sì. Ora, io una cosa volevo capire alla fine di questo discorso. Quando uno è o in guerra con gli altri gruppi o latita, non si sottrae volontariamente alla cattura, adotta precauzioni, il sistema di vita che fa qual è? Un sistema di vita che lo vede nascosto, uscire raramente o circolare liberamente in giro? Una domanda prima, chiariamo una cosa. In periodo di guerra credo che sia una regola quella, ormai si sente dire questa cosa secondo il linguaggio, che si esce e si è alla ricerca di obiettivi, no? E questo mi pare, che la guerra sostanzialmente significa questo, che se si incontra qualcuno del gruppo avverso lo si manda all'altro mondo, per utilizzare una metafora. Diciamo e questa che è la guerra, no? Più o meno. Oh. Allora mi faccia capire, in periodo di guerra si circola con molte cautele, si circola poco probabilmente, o no? In genere sì, si esce su quanto è necessario. Quando è strettamente necessario. Sì. Credo che la stessa regola Quando uno è latitante. Quando uno è latitante. Sì. Non ho altre domande, signor Ferone, grazie. Sì, grazie. Signor Ferone, lei ha parlato di Fichera Alfio. Mi sa dire a partire da quando Fichera Alfio avrebbe operato all'interno del mercato ittico? Ma il Fichera Alfio io già lo sentivo rammentare a partire da, diciamo, come si suol dire, inizi anni 80, 81, 82. Già operava all'interno del mercato ittico. Senta, lei, zio. Sì, lei conosce Fichera Paolo, di cui ha già parlato, esatto? Sì. Il Fichera Paolo aveva un figlio di nome Fichera Alfio che operava all'interno del mercato ittico. Sì. E questo Fichera Alfio di cui lei parla, che opererebbe a partire dagli anni 80, 81, 82, non è per caso il Fichera Alfio figlio di Fichera Paolo? No, il nipote. Ho parlato del nipote di Fichera Paolo, non del figlio. Il figlio lavora là. E il figlio di Fichera Paolo dove lavora? Non le Anche risulta lui là. Se lavora all'interno Sì, del mercato? anche lui lì, sì. E da quanti anni vi lavora? Credo da tantissimi anni. Vi lavorava già insieme al padre?
Mi pare di sì, se non ricordo male. Ho capito. Senta, lei sa se Fichiera Alfio svolgeva attività lavorativa? Solo questa qui sapevo. Non è a conoscenza di altre attività lavorative? No. Lei ha parlato di obblighi da parte dei proprietari delle barche nei confronti dei rigattieri. Sostanzialmente ha parlato di un obbligo di consegna del pescato. È esatto? Sì. Ecco, io le chiedo, le risulta che i rigattieri a loro volta avessero una sorta di obbligo, cioè effettuassero degli interventi di natura economica nei confronti dei proprietari di barche nel periodo ad esempio di fermo biologico o nel caso di inattività del mezzo? L'ho detto anche questa mattina. Io non l'ho sentito, dico questo le risulta, lei ne è a conoscenza? Sì. Nessun'altra domanda, grazie. Avvocato Giuffrida? Mi scusi signor Ferone, mi può dire se lo ricorda, se e quando è stato eventualmente in carcere dall'anno 80 al 90? Se c'è stato e quando c'è stato? Io? Sì. Dunque, venne arrestato, mi pare il 20 giugno dell'80, venne scarcerato il 25 agosto dell'80 ad Ancona, per rapina. Venne dopo successivamente arrestato in aprile dell'81 e scarcerato luglio 82, riarrestato settembre sempre 82, scarcerato luglio 84, riarrestato ottobre 85, scarcerato marzo 87, arrestato luglio 91, scarcerato maggio 92, arrestato 14 novembre 94 fino alla data che sa avvocato. Sì, grazie. Mi dica una cosa. Sì. Prima dell'ultimo suo arresto, questo del 14 novembre 94, Sì. lei era latitante per caso? Sì. Da quanto tempo? Credo da 6 mesi. Durante il periodo di detenzione qua a Catania, a Brucole, cioè a Brucole, a Bicocca, quando venne un primo momento e poi ritornò, siamo fine 94, inizio 95, lei è stato mai in cella col signor Zuccaro Nunzio? No, nemmeno nella stessa sezione. Nemmeno? Nella stessa sezione. Ho capito. Cioè, perché le sezioni là si suddividono in piani, il primo piano e il secondo piano. Io ero al primo piano, lui al secondo piano. Benissimo. Sì. Mi dica una cosa, lei su domanda del pubblico ministero, che quando diceva Zuccaro quando l'ho conosciuto, lei ha detto poco fa l'ho conosciuto ora quando sono stato arrestato. Dopodiché Sì. il pubblico ministero le ha chiesto ma ha saputo qualcosa in carcere di questo Nunzio Zuccaro eccetera, e lei ha detto sì, ho saputo che era uno dei responsabili di Santa Paola, il gruppo Santa Paola. Io le chiedo adesso, può dire da chi ha saputo questa Ma io notizia? questo lo sapevo da prima anche. L'ho saputo. Da prima quando, mi scusi? Da prima, durante che lui era anche fuori. Durante che lui era? Fuori. E dove l'aveva conosciuto? Quando io ero fuori, lo sapevo. Lei ha risposto in questo modo, adesso sta aggiungendo che lo conosceva. Ma non sto aggiungendo niente, lo sapevo. Magari sarà stata posta la domanda, non so se è stata posta in questi termini. Vabbè, non- Ad ogni modo, comunque lo sapevo prima e per cui l'ho saputo anche dopo, ma non ha Non importanza. cambia niente, io le stavo Certo. chiedendo, lei da chi ha saputo che lui era uno dei responsabili del gruppo Santa Paola? Ecco. Ma io in qualità di responsabile io in qualità di responsabile del mio gruppo ero tenuto
a cercare di sapere quanto più possibile sulla posizione delle persone, come ho spiegato prima, perché eventualmente per qualsiasi motivo almeno uno sa dove andare, con chi parlare. Benissimo, d'accordo, io però la mia domanda Naturalmente l'ho saputo da gente del mio gruppo, perché man mano poi la voce incomincia a circolare e per cui ci arriva anche a noi all'orecchio, e qua è, diciamo, può specificare come persona, diciamo, specifica non saprei essere chiaro. Ho capito, va bene. Un'altra cosa, può dire di che cosa era responsabile il signor Zuccaro Nunzio, visto che era responsabile del gruppo? Lei poco fa, anche su domanda del collega, ha detto Capodicino, quale responsabile di zona, eccetera. Di quale zona? Di che cosa era responsabile? Può darci... Sì, diciamo del mercato ittico. Nel mercato ittico? Sì. Era molto vicino ad Alfio Fichiera. Alfio Fichiera chi, scusi? Il figlio di Paolo Fichiera o il nipote di Paolo Fichiera? Io il figlio di Paolo Fichiera so che lavora là. Io lo sto Per chiedendo. cui vicino, quando dico vicino, si tratta, diciamo, a livello di malavita, ed è Alfio Fichiera, nipote di Paolo Fichiera. Ma lei mi scusi, questa notizia, diciamo, di che cosa era responsabile, è una sua conoscenza personale perché lo ha visto? No, io non l'ho visto perché solo che lo sapevo. Era anche una di quelle notizie che lei sapeva perché le Sì. veniva date nel gruppo. Lei poi ha detto che dopo la morte lui camminava liberamente. Mi vuol dire cosa vuole intendere camminava liberamente? Dopo la morte e l'uccisione del fratello, camminava liberamente. Mi vuole spiegare cosa significa camminava liberamente? Ma sa, in queste circostanze, quando succede per esempio un omicidio ad un altro clan, la prima cosa che si guarda è proprio questo qui, per vedere la reazione di quel clan. Se quel clan vanno tutti quanti a nascondersi e danno una risposta ad altro clan, allora magari si incomincia a capire qualcosa. Quando invece vede che tutti quanti stanno a camminare liberamente, a quel punto diventa una cosa, diciamo, allora è una cosa interna loro. Ma scusi, questo presuppone che il morto facesse parte di un clan? Chi? Che quello che era stato ucciso facesse parte di un clan? Essendo un suo parente, essendo uno che era pregiudicato, essendo che era uno pregiudicato, uno che circolava anche questo nome, Gianni Zuccaro circolava anche. La presenza della morte di questo Giovanni Zuccaro in un certo poco modo crea un po', diciamo, di, come dire, di non allarmismo, però di attenzione a seguire perché, come mai è stato morto questo, perché è stato morto questo, perché l'hanno ammazzato. Cerchiamo di stare attenti, si può essere vittime di tragedie, soggetti a tragedie, ci sono tanti motivi che le altre squadre, quando succede una cosa di questa, stanno subito a guardare la reazione di quel gruppo. Se quel gruppo che ha subito, diciamo, l'omicidio se ne vanno a passeggiare, è chiaro, è evidente che è all'interno. Ma tutto questo presuppone che uno faccia parte del gruppo, sia necessariamente il morto parte del gruppo. Lei poco fa, se non ricordo male, per quanto riguarda Giovanni Zuccaro, lei ha detto era uno che io ho conosciuto nel 75-76, entrando al carcere di Augusta, e usciva questo signore che era tutto bruciato in barella, e hanno detto è Gianni Zuccaro. Dopodiché dice non ne so più niente, poi ha detto è stato ucciso, eccetera. Ho saputo questo. Non ha attribuito nessuna diciamo appartenenza o altre cose. Ma io mi chiedo una domanda, mi scusi, mi viene spontanea. Lei poco fa a me ha detto che lei prima del 14 novembre del 94 era latitante. Sì. E lo era da circa 6 mesi. Più o Come meno. fa lei a sapere, mi consenta, ha risposto poco fa anche al collega Catania dicendo che come latitante si devono avere certe cautele, non si può circolare, non si circola liberamente. Come fa lei a sapere che essendo latitante che il signor Zuccaro Nunzio giusto dopo l'uccisione del fratello camminava liberamente? Scusi, lo ha incontrato, lei lo ha visto, mi risponda, ecco, non riesco a capire come lei faccia a sapere che lui camminava liberamente. Lo ha visto lei? Vi siete incontrati? Non lo so, vuole spiegare per favore? No, erano notizie che a me mi arrivavano.
Ah, notizie che le arrivavano. Da Sì. chi le venivano date queste notizie? Ma anche da un lavoratore, anche da mio padre per esempio, perché la famiglia di Zucchero, se lei ci deve tanto a saperlo, sono tutti quanti all'interno del mercato ittico, la mia famiglia tutta all'interno del mercato ittico, per cui io anche a livello familiare mi è bastato chiedere per esempio a mio padre, ai miei cognati, ma che si dice in giro di questa situazione? Boh, ma non si Zucchero come che per sì, per sto camminando tranquillo. Ah sì, sta camminando tranquillo, allora vuol dire che è una cosa interna. Io dentro di me faccio questa considerazione. Ho capito, vabbè. Insomma, ci sono anche i rapporti i familiari, anche se io non conosco a lui. Poi che dici che questa cosa la sto dicendo a un nuovo avvocato? Io non le dico nuove cose, cioè che ad un dato momento sono tutte persone che lavorano, i parenti di Zucchero, i miei parenti, per cui a me mi basta poco per sapere tutti questi giri. Ho capito. Va bene. All'interno della Marina di Catania io ho 3/4 dei parenti, alla pescheria idem compatatemi, per cui a me non mi è difficile sapere quello che fa il Zucchero Nunzio, D'accordo. o se per esempio tutti i giorni se ne andava a Viale Libertà da suo zio Ho Franco. capito, mi è sufficiente. Mi dica un'ultima domanda, desidero farle. E lei è capitato mai di fare qualcosa di lecito o illecito con il signor Zucchero Nunzio? A lei me? personalmente? Con lui? Sì. Avvocato, io ho detto che a Zucchero Nunzio non lo conoscevo, Va bene, grazie. non si possono fare reati con i fantasmi praticamente. Ho dimenticato solo 2 domande. L'avvocato Catania, qui sono. Signor Ferone, Sì? per completare quel discorso, quindi già diciamo a metà 92 lei entra in guerra con i Laudani. Questa Fine. guerra si interrompe o continua Fine. fino a quando lei diciamo viene arrestato? No, fino a quando venga arrestato. La seconda domanda, non ne ho più altre. Vuole specificare il periodo di cessazione della guerra nel 90? Lei poco fa mi pare che parlava di omicidi che sarebbero ancora stati commessi ad agosto o a settembre, che dovrebbero essere inquadrabili in questa guerra, quindi si riferisce alla fine 90 come pace. Questa è la guerra, diciamo, Quella cappello. sì, Sì, fine 90. Fine 90, grazie. Più o meno. Più o meno, certo. Certo, perché- mese più, mese meno. Grazie. Però nell'anno 90. Nell'anno 90, grazie. Sì, prego. Sì. Signor Ferone, senta, lei ha iniziato a collaborare subito dopo la tragedia che le è successa? Subito? Sì. Lei No, avvocato? subito, 3 giorni dopo la morte di mio padre. Sì. Senta, lei ha indirizzato per caso una lettera al giornale La Sicilia? Sì. Dove come definiva gli autori del fatto che aveva colpito la sua famiglia? Se lo ricorda come li ha definiti? In linea di massima più o meno sì. Sì. Che Sì. io non ci sto Sì. a convivere con delle persone abituate a vivere, a convivere con gli animali. Sì. Senta una cosa, signor Ferone, volevo chiederle questo. Lei ha reso delle dichiarazioni, se lo ricorda, nel processo contro Puglisi Antonino ed altri il 5, 6, 7, 8 ottobre nell'aula bunker di Mestre alla terza sezione del Tribunale di Catania? Io sono stato là, ma un giorno. Come? Un giorno. Sì, Io. no, dico un giorno tra questi di ottobre più o meno, dico, se lo ricorda, no? Sì. Senta, ha conosciuto lei il signor Lazzara Salvatore? In carcere, in una carcerazione, nemmeno ricordo se è l'85. Sai il soprannome di questo Lazzara? Ture Gazzola. E Messina Riccardo l'ha conosciuto? Sì. Sai il soprannome? Un sceriffo. Sì, quando l'ha conosciuto? Riccardo? Sì. All'incirca più o meno. Lo conoscevo da tanti. No, per frequentare diciamo assiduamente ora, dall'88 in poi. Ho capito. Senta, lei sa se questi due nominativi, se queste due persone, Lazzara e Messina, sono collaboratori di giustizia? Sì. Come lo ha saputo che sono collaboratori?
Era di dominio pubblico. L'ha saputo quindi dalla stampa, dai giornali, no? Più o meno, sì. Lei segue i notiziari locali, i giornali locali? Quelli della nostra città? A volte sì, a volte no. No, siccome poc'anzi aveva parlato di una conoscenza del fatto dell'assassinio recente di tale Gaetano Lomiglio, che è sicuramente una cronaca così locale. Avvocato, se lo vuole sapere, io ho un'antenna parabolica. Sì, no, non metto in dubbio. Ormai Vedo anche programmi dall'altra parte del mondo. Ah, quella satellitare? Sì, vado avanti. Questa è una cosa bene. Senta, volevo chiederle questo. Lei ha attentato mai alla vita di Platania Mario? Come? Lei ha mai compiuto un attentato alla vita di Platania Mario? No. Lo esclude? Nel modo più Nel modo, diciamo, materiale? Sì. No. Non ci ha mai attentato? No. Quindi se ci sono delle persone Sì. che dichiarano alla Sì. magistratura che lei è autore di questo attentato, queste persone dicono il falso. No, ma questa storia la so già, è fatto Mario Platania, che era una pandemonia sin dall'inizio sua. Va bene, io sì. voglio capire una cosa. Sì. Se delle persone Sì. oggi collaboratori di giustizia Sì. affermano che lei ha attentato alla vita di Platania Mario, queste persone non stanno dicendo una cosa vera. Non è vero, stanno dicendo il vero. Stanno dicendo il vero? Sì. E mi faccia capire un attimo. Lei prima Ecco, ha detto- appunto, sì. perché loro dicono il vero, perché dicono quello che dice Mario Platania. No. Il falso lo dice Mario Platania, qua è il punto. Sì, no, io volevo sapere se lei ci ha attentato o meno alla vita di Mario Platania. No, ecco, visto, lei vuole mettere un lei po'... mi risponda a questa domanda. Lei ha attentato mai alla vita di Mario Platania o no? No, No. Quindi le chiedo e chiudo, mi risponda sì o no? certo. Se ci sono risposto, delle che persone... opposizione. Sì, vabbè, è un chiarimento, infatti, lo so che ha risposto, no? Però per mia migliore intelligenza vorrei capire se dunque Avvocato, delle... scusi Presidente, io mi oppongo a questo Sì. genere di domande, Si accoglie perché non si l'opposizione. possono fare domande su periodi ipotetici. Lei faccia delle domande precise. Chiedo scusa, Presidente, riformulo la domanda e riprendo dove eravamo rimasti. Lei non ha mai attentato alla vita di Mario Platania? Non si ammette la domanda, ha già risposto 3 volte. Presidente, mi scusi, il discorso è questo, è collegato non ad un giudizio, ma ad un'affermazione che riguarda un dato di fatto, perché se la responsabilità in ordine a questo fatto viene esclusa dal dichiarante, io chiedo al dichiarante se egli è in grado di dire se chi afferma il contrario assolutamente dica il falso o meno. Ha già Dico, è una risposto, deduzione che posso fare io avvocato. Allora, Ha già risposto. scusate, per favore, sulla prima domanda, la prima domanda è stata Sì. posta 3 volte. Sì, Presidente. E Il pubblico ministero l'ha posta anche 5-6 volte, dico su certi punti. No, per per carità. 3 volte dico, Certo. il dichiarante ha risposto alla stessa maniera. Sì. Va bene, La signor Presidente. l'altra domanda, la prima volta non c'è stata opposizione, è passata a Va bene, signor una Presidente. spiegazione Certo. che non lascia Va bene, stare. d'accordo. Andiamo avanti. Sì. Senta una cosa, signor Ferone. Lei nel 92 è stato detenuto? Sì, E può ricordarci il periodo in cui ha cessato la sua detenzione? In cui è stato scarcerato nel 92? maggio. Il giorno se lo ricorda? Non ricordo se il 24 o il 28, uno di questi... E poi è stato arrestato nel novembre del 94, perché mi sembra che così ha detto Sì, poc'anzi, sì. no? Sì. Senta, durante il periodo della sua detenzione dal 92 fino al momento del suo pentimento, le è stato mai applicato l'articolo 41 bis? Ah, quale 92, avvocato? Scusi. Io del 94 stiamo parlando. No, dico io, mai. Dal 94, giusto? Lei dice perché... Metà del 92, 93 e certo, quasi perché tutto il lei- 94 ha ragione, ero no. libero. Infatti appunto. le chiedevo se dal 94, quando lei poi è stato arrestato, ha mai subito l'applicazione del regime differenziato? No, il 41 bis no. No. Senta, a lei risulta che Lauderi Gaetano fosse un uomo d'onore? Sì, Chi gliel'ha detto? lui. Ho capito. E lei era un uomo d'onore? No, Ho capito. Senta una cosa, lei conosce, qualche regola dell'organizzazione Cosa Nostra? Qualche regola la conosce?
li ho sempre ritenute superflui. Quindi non si è mai interessato di conoscere queste regole che disciplinano questa organizzazione? Sì, erano a forma di prese in giro. Sì. Senta una cosa... Non ho mai dato tanto peso. Sì, nel finire del 91 lei ha incontrato Angelo Barbera a proposito di regalie che sarebbero state fatte in ordine a quella questione del russo, in ordine al mercato del pesce, si ricorda? Io parlo fine 90, non può essere 91. Dice Angelo Barbera era ucciso. Ecco, no, questa è una riflessione importante perché poc'anzi evidentemente per un lapsus lei aveva detto una cosa diversa, ha detto fine 91, quindi non era assolutamente possibile. Sento una cosa, lei conferma che ci sono stati degli incontri e se può dire con quali persone in un bar che si trova, secondo quello che lei dice, sulla destra a 100 metri dopo la macelleria dei Laudeni lungo la via Pietro dell'Ova? Sì, ho detto questo. Allora. Sì. Ricorda che c'è questo bar, che esiste questo bar? Sì. E lei ci andava spesso? No, io non ho detto spesso. No, qualche volta. Addirittura di tanto in tanto, poche volte. Ah, poche volte. Non sei per questo. Senta una cosa, le risulta che, almeno in base a quello che le sue conoscenze, almeno al momento, che l'omicidio di Sergio Lo Giudice e di Rosario Piacenti non è sicuramente attribuibile a Mazzei Santo? Sì. Senta, da chi ha saputo lei notizie riguardanti il duplice omicidio Romano e San Filippo, visto che al momento in cui il fatto è accaduto lei era detenuto? Appena sono uscito. Perché mi sono interessato un po' a capire quello che diciamo in un certo modo stava succedendo e allora sono venuto in un certo modo a conoscenza di tutti questi fatti. Sì, sento un'altra cosa. Lei ha incontrato il Mazzei quando esattamente? Quando lo ha conosciuto e quando quindi lo ha incontrato? È la sola volta che l'ho incontrato l'ho conosciuto. Quando? A Santo. Sì, quando? Come ho detto prima, in una traduzione da qui a Bicocca, da Caccia di Bicocca al Tribunale di Catania. E c'era anche Dottore Barruzza, Salvatore, come si chiama, Mettoli. Sì. E vi siete parlati in quell'occasione? Sì, come l'ho detto stamattina, sì. Sì. Senta una cosa, lei ha dichiarato che Ignazio Pullarà era l'armiere, è stato l'armiere di Cosa Nostra. È vero o no? Stefano Bondate. Chi gliel'ha detto lei? Allora si parlava, Salvatore Palermo. Chi l'ha detto, Palermo? Sì, me lo diceva Salvatore Palermo, Salvatore Cagliari, Salvatore... Lei l'ha conosciuto a Pullarà? No. Senta una cosa, nel 74 lei che attività faceva, che attività svolgeva? Cioè 22 anni fa? Niente. Niente? Sì, niente. Cioè era in attesa di occupazione oppure come impiegava la sua giornata? Dal punto di vista economico come si sosteneva? Mi davo da campare facendo rapine nelle banche. Faceva rapine nelle banche? Sì. Nel 74? Sì. Senta, ricorda quando è stato ucciso Gaetano Laudeni? Il 27 ottobre del 1992. E questa morte a seguito di poco tempo, lei ha detto la morte di tale Longo, no? 12 ottobre. Che è stato il 12 ottobre, quindi 15 giorni dopo. Sì. Dove si trovava lei il 27 ottobre del 92, se lo ricorda? Perché ricorda quella data in modo particolare? A casa mia. Perché No, perché si è distanziata esattamente dei 15 giorni. Sì.
Dico, come fa lei a ricordare precisamente dal 27 ottobre così perché le ha segnato la memoria o c'è un episodio particolare che gliel'ha fatta ricordare? Se lei poco fa ha fatto caso, ho menzionato tutte le date della mia carcerazione tutte, per cui le cose che più o meno a me mi interessano mi rimangono anche impresse le date. Ho capito. E quindi l'aveva colpito in modo particolare? In modo particolare. Senta, un'ultima cosa, le risulta che c'erano stupefacenti, lei dice che provenivano direttamente dal Perù. Questo lei lo conferma, lo ha dichiarato? Sì. Che venivano direttamente dal Perù? Sì. Va bene, non ho altra domanda. Ma questo è al nostro gruppo, naturalmente. Avvocato Passarello. Signor Ferone, lei ha fatto riferimento poc'anzi ad una riunione che si sarebbe tenuta nella villa di tale Cavallaro a proposito per discutere circa l'uccisione del padre di Santo Romano. Ha anche detto, mi pare, che in quella stessa circostanza Salvatore Tuccio si sarebbe lamentato circa il fatto che il Pillera dava appoggio a tale Paolo De Pisi. Ricorda queste cose? Sì. La mia domanda è questa: ma in quella circostanza c'era Paolo De Pisi? No. In effetti ho detto anche che Salvatore Pillera ha negato. Sì, lo so che ha detto che ha negato. Ha negato, per cui se nega come può fare trovare a Paolo De Pisi? Che fra l'altro in effetti non era nemmeno Salvatore Pillera a dare conforto a Paolo De Pisi, Sì, ma bensì Lautano. Sì, perfetto, questo l'ha già detto, grazie. Senta, un'altra domanda. Lei ha detto che poi il Paolo De Pisi sarebbe fuoriuscito dal gruppo nel quale era e sarebbe passato ad altro gruppo. A quale gruppo sarebbe passato il Paolo De Pisi? Se i Lautani le danno conforto passa al gruppo Lautani. Prima era con i Santa Paola. Poi, dice lui, dopo 10 anni se ne è accorto che a uccidere suo padre, Saro De Pisi, al Borgo, sia stato opera di Santa Paola e di cui se ne è uscito dal gruppo Santa Paola, praticamente diciamo che se ne è scappato e si è rifugiato nel gruppo Lautani. Lautani, sì. Lautani. Che anni sarebbero questi? Intorno a che anni siamo? Se può ricostruirlo, ecco. Questo del passaggio di Lautani, del Paolo De Pisi al gruppo ma sì, Lautani. 84-85. E sarebbe rimasto, dico, per quello che lei sa, poi sarebbe rimasto in questo gruppo? Sì. Senta, e dove operava questo Paolo De Pisi? Nella zona di Borgo, Piazza Cavour. Non ho altre domande. Abbiamo esaurito gli interventi. No, Presidente. Avvocatessa Dalla, sì. Pochissime domande, signor Ferone. Ritornando al discorso del mezzo chilo di droga, mi pare che lei ha asserito di averlo consegnato a Claudio Di Mauro. Alla presenza di Carlo Campanella, di Carletto. Questa consegna dove è avvenuta? A casa di Claudio Di Mauro. E chi c'era oltre al signor Claudio Di Mauro? E certo, quando si parlava di queste cose eravamo solo noi stretti, gli interessati a questa cosa, tutto ciò che si parlava. Poi magari a casa di Claudio Di Mauro ci potevano essere 100 persone, ma se non volevamo farci vedere, non ci facevamo vedere, e come noi non vedevamo gli altri, fra l'altro. Sì, mi pare che lei avesse detto in questo momento alla presenza del signor Campanella. Sì. Quindi la consegna è avvenuta alla presenza del signor Campanella? Sì. E le contesto che lei, adesso vado a memoria, credo che lei ieri avesse detto che ha consegnato questo mezzo chilo di droga, ma non era presente il signor Campanella. Io ho detto che non era presente Campanella? Sì, io ricordo così. Mi dia sulla voce pubblico ministero eventualmente, se un ricordo falso è mio. Ha detto che se ne era discusso prima con D'Agata e con Campanella. Sì, infatti non ha dato la presenza. Appunto, ne stavo Ne ha proprio per darlo. discusso prima. Sì.
Ma non ha parlato del fatto, anzi diciamo che ha detto di averla consegnata al Claudio Di Mauro. Vabbè, È difforme da quella che ha reso ieri o è veritiera questa o comunque ricorda meglio adesso? no, io non credo che sto facendo delle versioni diverse. No, signor Ferrone, Cioè, nessuno nel senso, le sta... No, per dirle, nel senso è che se ne è parlato, poi io magari gliel'ho portata, naturalmente non è che posso ricordare nei minimi dettagli. Va bene, grazie, anche signor perché se ne era, Sì. diciamo, come ho detto prima, se ne era parlato prima, qualche giorno prima, ecco Sì, il grazie, discorso, già signor l'avevo Ferrone. detto. Passiamo ad altro argomento. Lei ha parlato ieri di una società che il signor Claudio Di Mauro aveva, ed era una società di metronotte. Ricorda questa circostanza? Sì, Chi era il socio del signor Claudio Di Mauro? non mi ricordo come si chiamasse. Non lo ricorda neanche oggi? No. E questa società ad un certo punto, mi pare che avesse detto ieri, si sono divisi questa società, il Di Mauro con questa persona, Sì. e che la quota, calcolate lire 700 milioni, poi fosse stata divisa a 350 e quest'altra persona, di cui non ricordo il nome, aveva un debito quindi nei confronti del Di Mauro di 350 milioni. Sì. E il signor Maugeri portava 6 milioni e mezzo al mese a saldo di questi 350 milioni a lei, li consegnava a lei? Dopo che Claudio Di Mauro si era trasferito a Roma per quanto riguarda le situazioni. Quante volte ciò è avvenuto? Per Che quanti mesi? li ha portate a me? Sì, Una o due volte, non credo di più. una o due volte. Sì. Va bene, grazie signor Ferrone. Non ho altre domande. Presidente, le chiedo scusa, mi permette solo altre due domande? Stessa Valenti. Ah, sì. Signor Ferrone, come conosce Emanuele Natale? Lo conosco da tantissimi anni. Io le ho chiesto come lo conosce, in quale occasione lo ha conosciuto. Essendo che si tratta di una persona che lo conosco da tantissimi anni, non posso ricordarmi in quale occasione l'ho conosciuta, perché non c'è stato, fra l'altro non c'è stato nemmeno un motivo particolare di cui ora io posso dirla sì, l'ho conosciuta in quella data per questa circostanza. E da quanto tempo potrebbe collocarlo, per cortesia? Più di 20 anni. E sa quale attività svolgeva il Emanuele Natale? Quella originale? Vigile Io le ho urbano. chiesto quale attività svolgeva. La sua cioè quella è vigile urbano come attività. E E lei poi Sì, era in perché- società nell'agenzia di pompe funebri. Lei ieri durante Anche se- l'esame del pubblico ministero Sì. ha detto che il De Emanuele è un uomo mafioso. Sì. E come fa a saperlo? Siamo sempre là. Lei ha ragione di dire come fa a saperlo ed è giusto. Io Quando è desidero stato sapere- fatto mafioso io non c'ero. Ma lei come Però- fa a saperlo, scusi? Ma si diceva, si sa. Ma non può indicare una fonte? No. Quindi lei lo sapeva così perché l'aveva sentito dire da voci correnti. Sì. E da quanto tempo sarebbe uomo d'onore, mafioso, chiamiamolo come vogliamo? Ma veda, come ho detto prima, c'è Io le ho stato... chiesto da quanto tempo, non voglio che lei mi faccia la storia, voglio sapere da quanto tempo. Parliamo del 78-80? Sempre ieri, durante l'esame del signor pubblico ministero, lei ha detto, se non erro, che il De Emanuele era solito svolgere delle attività al limite tra il lecito e l'illecito. Cosa intendeva dire? Cioè,
essendo che si possono costituire per esempio delle cooperative, perché non compare il De Emanuele? Ma di fatto sono sue, cooperative per le pulizie, cooperative ecologici, ma di fatto sono sue. Ma lei ne sa indicare qualcuna? No, Quindi lei come lo sa, mi scusi? ma si sapeva e in giro si sa. Sempre Cioè, le solite sempre voci è correnti. Ok. perfetto. Va bene, ho finito, grazie. Presidente, sono l'avvocato Pogliese. Parlo ora perché continuo nella stessa posizione in difesa di De Emanuele. Ferone, lei ha detto stamane che nel 1980 incontrò in particolari circostanze in piazza Cappellini di Catania Da Emanuele Natali assieme ad altre Insieme persone. Sì. Vuole ripetere chi erano queste persone? Caffio Ferlito, Benedetto Santa Paola e uno dei Cavarduzzi che non ricordo, l'ho detto anche stamani. Non sa chi era dei Ferrari? Non ricordo di preciso se si trattava di Franco o Ferrera, non ricordo di preciso. È sicuro che era Franco Ferrera o nel dubbio ci poteva essere anche Franco Ferrera? Non so essere preciso in questo. Ma è sicuro che c'era uno dei Ferrera nell'80? Sì, E non sa indicare chi fosse? sì. Lei nell'80 era libero o era detenuto? O era stato detenuto nell'80? Solo c'è una parentesi, come ho detto prima, dal 20 giugno fino al 25 agosto dell'80. E questo incontro in piazza Cappellini, più o meno in quale periodo dell'80 lei lo Settembre. Settembre. Sì. Era di giorno o di sera? Era pomeriggio, tardi pomeriggio. E lei come mai si trovava in piazza Cappellini? Appunto perché sapevamo che c'era Ferlito a Palermo e che si aspettava la risposta di lui, invece è venuto insieme a Santa Paola, ha chiamato Salvatore Palermo e sono andato a casa di Affio Ferlito. Dove? In piazza Risorgimento, e come detto stamattina Salvatore Palermo ci fa un gesto di seguirli, però abbiamo aspettato giù noi in piazza Risorgimento. E quante macchine erano che sono partite da piazza Cappellini per recarsi in piazza Risorgimento? No, loro sono partiti con questa macchina, mentre che noi siamo andati dietro con altre macchine. Eravamo un 4-5, non ricordo di preciso, più o meno. Dico, lei conferma la sua sicurezza nell'aver visto Natale De Emanuele quel giorno lì? Sì. O ha dei dubbi? Cioè, No. Dopo 16 anni può confonderlo con altre persone? No, avvocato, era Natale De Emanuele. Ma in pratica si doveva prendere atto di quello che era un deliberato di Palermo? Diciamo così. Cosa vuol dire, diciamo così? Lei, quello che ha detto lei, che in pratica bisognava prendere atto che era un deliberato della decisione di Palermo. Perfetto. E allora De Emanuele, nel 1980, quel giorno di settembre, a che titolo si trova in piazza Cappellini? Per caso o perché è un destinatario degli ordini che arrivano da Palermo, del deliberato di Palermo? Perché anche lui, fa parte in tutto questo contesto associativo, in tutti questi contesti di discorsi, per cui anche lui aveva in un certo modo interesse che questa guerra non si avverasse. Ma nell'80 lei è sicuro che De Emanuele facesse parte di questa realtà associativa, diciamo? Sì. E come ne è sicuro? E lo vedevo. Cosa vedeva? Come era, trattato Natale De Emanuele, come era riguardato. Ma riguardato uno può esserlo anche per motivi di parentela, di famiglia, di studi, di vicinanza, di domicilio. No. Riguardato da chi? No, queste cose io le capisco perfettamente. Era riguardato perché era un uomo considerato. E perciò lei afferma... No, e per di più io sapevo che era di già uomo d'onore. Nell'80? Sì. Ma lo sapeva come? Perché
io non è che contesto, qui non posso contestarlo, è un problema mio poi di discussione, che quello che lei dice nel 1980 era uomo d'onore, anche a volere ascoltare le accuse più restrittive, è diciamo spasato di ben 10 anni di quello che dicono altre fonti sull'essere uomo d'onore di Emanuele. Cioè a me per quanto ho letto il processo non risulta che nell'80 Emanuele fosse uomo d'onore, lei dice che era uomo d'onore, quindi questa certezza come ce l'ha? Le si diceva, guardi questa qui, si diceva, non è che come ho detto in altra circostanza ero io presente, non c'ero presente. In piazza Risorgimento, dopo che le macchine si spostano da piazza Cappellina a quel sito, lei resta tutto il tempo che avviene la discussione o dopo che alcuni salgono in un dato appartamento lei se ne va? No, loro sono saliti. Sì, e lei è rimasto sotto? E noi siamo rimasti sotto per alcune ore, 1 e mezzo, 2 ore. E già erano scesi coloro che erano saliti nell'appartamento o no? No, poi è venuto Salvatore Palermo e di che ci dice che si era tutto sistemato, diceva nel frattempo dice andate a sistemare le macchine e siamo andati, dice no, tutto a posto, tutto tranquillo, la cosa si è sistemata. Ha visto chi è salito in quell'appartamento di piazza Risorgimento? Io no, perché loro sono arrivati diciamo alcuni minuti prima e già erano entrati nel portone. Sì. Lei ha detto, parlando di Emanuele ieri, che aveva tante conoscenze a Palermo, a Roma, nell'ambiente cooperativistico, ambiente edile, ambiente assessoriale, diciamo. Da che cosa lei sa? Assessoriale non credo. No, conoscenze, diciamo, nel mondo della cooperazione, meglio, ecco. Come lei sa che aveva queste conoscenze a Palermo? Io non ho detto queste conoscenze a Palermo. Aveva conoscenze a Palermo anche. A Palermo? Sì. Conoscenze diciamo in linea generale, non in linea come sta dicendo ora lei assessoriale a Palermo. No, assessoriale magari l'ho messo io. Appunto. Cioè in linea generale però che legati al mondo delle cooperazioni. Cioè quando siamo qua nell'88-89 di preciso non mi ricordo perfettamente, viene Natale De Emanuele con Aldo Ercolano, con non so se fosse un architetto, un geometra, comunque una persona che opera nel campo edile, il che chiedeva delle ricompense ad Attilio Cappellani per un complesso edilizio che era stato fabbricato a Palermo, il che questo diciamo architetto, non so preciso che titolo abbia, viene con Natale De Emanuele, amico di Natale De Emanuele. Io non sono tenuto a chiedere a Natale De Emanuele come mai tu hai amicizia, a me basta vederlo, basta che lui viene con un palermitano e di che aveva anche amicizia con altra gente che avevano raccomandato a questo signore a Natale De Emanuele. Ma dico, è una sua deduzione? No, ne parlavano loro là di queste diciamo amicizie in comune, amicizie intime tra Natale De Emanuele e quest'altre persone che non erano presenti fra l'altro. Sì, ma perché? Cioè, allora a questo punto, e poi io conoscendo la caratura di Natale De Emanuele non c'è bisogno che le chiedo per esempio, ma dico, cioè, per dirle questo è un esempio. Sì, ma perché parliamo di Palermo? Cioè ha conoscenze Cioè a lei ha parlato di Palermo. No, lei era detto di Palermo. Lei mi dice lei sa di Palermo, io le sto rispondendo su Palermo. Sì, ma lei era detto, io per questo ho fatto la domanda, sì, che Natale De Emanuele aveva conoscenze anche a Palermo, in questo senso. Dico, lei come fa a dire che De Emanuele in quell'epoca avesse delle conoscenze nella città di Palermo? Avvocato, se mi veniva con cinesi, ci diceva aveva conoscenze con cinesi, mi viene con palermitano. E di cui si parlava anche di... No, mi scusi, di amicizie. No, mi scusi. Sì, no, per la miseria. No, io lo sto dicendo, lei mi dice un palermitano. È venuto con un palermitano di cui era raccomandato da altri palermitani che loro ne parlavano là tra di loro, per cui io praticamente essendo presente dentro lo studio di Attilio Cappellani, essendo presente apprendevo, sentivo, cioè, quello che io sentivo sto dicendo ora. Dico, solo da quell'occasione lei ha tratto
diciamo, l'impressione che De Emanuele avesse amicizie a Palermo, non da altre occasioni. Ma di Gialli sapevo anche da prima, ma solo per conoscenza non diretta, diciamo per sentito dire. Okay. Diciamo che questa sia una delle conferme, se conferma ce ne avrebbe voluto. Per quale motivo questo signore, che lei dice un architetto, un geometra, cioè un tecnico, sì, e De Emanuele, sì, in quegli anni, in quel contesto, parlano con lei, cioè lei che aiuto, che impostazione poteva dare a quel colloquio, a quel discorso? Il complesso l'ha costruito Attilio Cappellani. Praticamente Attilio Cappellani, a dire di questo signore palermitano, doveva dare dei soldi a questo signore palermitano. Attilio diceva che non gliene doveva dare, e di cui questo signore si è rivolto a delle persone palermitane, che queste persone palermitane lo hanno indirizzato su Natale De Emanuele. Il che Natale De Emanuele, essendo che quello era un amico di propri amici, si è interessato attraverso noi per arrivare ad Attilio Cappellani. Ma perché attraverso lei? Ecco, questo Perché sapeva benissimo che Attilio Cappellani era un intimissimo amico di Nunzio Cavallaro. E Cavallaro e lei che rapporto avevate? Cioè Cavallaro è Cavallaro, lei è lei, io sono io, cioè perché? Un buonissimo rapporto, un grande rapporto. Ma era noto a De Emanuele, secondo quello che ricostruisce lei, questo rapporto tra lei e il Cavallaro? Certo che loro lo sapevano, e in più un'altra cosa, nella circostanza proprio è stato il Nunzio Cavallaro, perché era solito, diciamo, frequentare me come io frequentavo lui. Dice: sai, c'è sta storia, andiamo da Attilio che dobbiamo vedere sta cosa, e di cui ci siamo portati anche a Santo Castorina, ed è venuto anche Santo Castorina in questa circostanza. Ma il Cappellani che aveva un debito, un credito nei riguardi del De Emanuele? No, di quel palermitano. Sì, ma dico, aveva un debito il Cappellani verso quel palermitano? Poi naturalmente, dopo che si sono fatti dei conti dicendogli che aveva pagato questo, aveva pagato quell'altro, praticamente il Cappellano non doveva dare niente a questo palermitano. Però l'hanno chiarito con dei conteggi. Sì. Quindi è un rapporto completamente lecito, diciamo questo. Sì. Ecco, dico, non ci fu nulla di... No, nulla di illecito su questo. Ma allora lei, mi scusi, riferendomi anche alla domanda che ha fatto l'altro difensore che mi ha preceduto, ritenendo che sono affari leciti nel campo della cooperazione, in questo caso dell'edilizia, perché ha detto che il De Emanuele curava degli affari al limite tra illecito e l'illecito? Se ho capito, ma può darsi che ricordi male io per quello che è stato detto ieri sera. Se parliamo dell'affare di Roma, per esempio, già ci rendiamo conto che è un altro affare. Questo è un affare lecito. L'illecito, parliamo dell'affare di Roma. Per quanto riguarda che il commercialista Ascania, si trattava di una truffa. Ma truffa fatta da Ascanio, come ho capito io? Sì. Perciò? Sì. Ma dico, da quale altre evidenze, da quale altre percezioni lei può dire che De Emanuele trattava affari tra illecito e l'illecito? E quando già, diciamo, parliamo di dire a delle persone che stanno a fare delle truffe, di darci a noi il 50%, che cosa è lecito, avvocato? Che poi ora è oggettivamente da riscontrare della Corte, è normalissimo. Io sto rispondendo a quello che dice lei, però. No, a quello, io faccio domande in base a quello che Sì, lei certo. ha dichiarato. Dice, lei da che lo dice? Da queste cose come qua. può dedurre, diciamo, che la posizione del De Emanuele è quella di colui che opera in degli affari al limite tra illecito e l'illecito? Io formulo la domanda allora in questo modo: perché è capitato a lei di verificare questa situazione come quella delle cooperative di questo signore venuto da Palermo che ha fatto dei No, questi delle cooperative, per esempio, non sono come diretta persona, è così che lo so. Dico, ma lei ha avuto altre percezioni o una sua impressione, una sua idea? Ci sono cose che io ho fatto delle mie idee e cose che io ho visto in prima persona. Ma in definitiva lei
avendo dichiarato che in pratica conosce il De Manuele dall'80, prima dell'80, quindi da molti anni, diciamo, ha avuto mai rapporti o soltanto rapporti così di conoscenza generica? Generica, naturalmente. Ecco, generica. E nella sua azienda, che ieri ho appreso era in Viale Libertà o nei pressi di Viale della Libertà, De Manuele è passato più volte? Avvocato, se passavo a via la Libertà, a mia azienda non ce n'era, potevo passare liberamente. Io avevo No, dico nel suo ufficio, non so, lei era parlato di una sua attività in Viale Mia, io? Sua? Io? Sì. Non via la Libertà. Nei pressi, Piazza Bovio, via Crispi. Via Francesco Crispi, sì. Dico, De Manuele è passato mai lì in questa... È venuto anche. Quante volte? 2 o 3 volte. Ecco, nell'arco degli anni. Lei in via Crispi, se posso saperlo, che attività svolgeva? Vendevo delle pellicce, montoni. Un negozio, diciamo. Sì, Dico, ma è passato occasionalmente così perché capitava che era di passaggio di lì per qualunque motivo, diciamo, per qualche cosa di specifico? No, nella fattispecie è venuto direttamente specifico per queste cose di cui ne ho parlato prima. Di questo fatto del palermitano che aveva, diciamo, un conteggio con Cappellani. Quindi, anche questo di Roma. Quindi 2 volte sarà passato in tutto? 3 volte. Vabbè, se sarà passato magari passava tutti i giorni, però all'interno che si è fermato... Io sto dicendo nel negozio da lei sì. gestito, non parlo sulla pubblica via, quella non fa storia. Sì. Dico, avete avuto mai rapporti, oltre quelle da lei descritte, con il De Manuele? Cioè c'è stata qualcosa di diversa dalla semplice conoscenza, dalla conoscenza così generica? No, togliendo quello di cui ho detto, no. Non c'è stato altro? No. Ho finito, Presidente. Sì, grazie signor Presidente. Signor Ferone, mi scusi, suo padre svolgeva attività lavorativa alla pescheria di Catania? Sì. Da quanti anni? Credo da una decina di anni. E senta, lei ha anche un cognato che svolge attività lavorativa alla pescheria? Sì. E come si chiama questo suo cognato? Lombardo Rosario. E ha anche altri cognati a parte Lombardo Rosario? Sì. Sempre alla pescheria? No. Senta, le risulta per sua conoscenza personale o perché glielo ha detto suo padre o suo cognato Lombardo che il Fichiera era titolare di un negozio per prodotti del suolo proprio vicino alla pescheria? Per prodotti del suolo. Prodotti del suolo? Che avesse un negozio, un'attività commerciale da tanti anni. Le risulta questo? No. Personalmente a lei non risulta, né nessun altro. Ma aspetti, lei del suolo? Sì. Cioè prodotti come la cera, queste cose qua, per il pavimento, suolo, dici questo? No, in questo senso. Appunto, non... Lei non sa che avessero un negozio, poi di cosa trattassero magari lasciamo stare, ma lei non sa che avessero un negozio vicino alla pescheria? Che c'è? Vicino Piazza Calà. Ecco, vicino Piazza Calà, che avevano loro un salaro. Un salato, uno faceva uno salato, uno facevano come si anciovi salate, queste cose qui, sì. Quindi le risulta? E questo sì, ma da tantissimi anni. Da tantissimi non c'era bisogno che me lo diceva mio padre o mio cognato. Quindi le risulta personalmente? Cioè io non capivo Ho capito. E senta, lei sa se il Ficheralfio ha lavorato presso questo negozio? Credo di sì, ma non saprei essere preciso. Ho capito. Senta, lei attualmente è libero e detenuto? Libero. Nessun'altra domanda, grazie. Il Ministero vuole concludere l'esame? Sì, volevo chiedere al signor Ferone, lei ricorda l'epoca dell'omicidio di Santo Laudani? Sì. Più o meno. Quando è avvenuto? Agosto del 90. Alla data dell'agosto del 1990
Gaetano Laudani era libero o detenuto? Detenuto. Quando è stato scarcerato? Tra la primavera e inizio estate del 91. Lei ha capito la domanda che le ha formulato poc'anzi l'avvocato Attanasio? Ha capito, ha avuto modo di comprendere la lettura di quella dichiarazione? O vuole che gliela rilegga? Comunque è in grado di rispondere a prescindere. No, perché io non l'ho capita come l'ha detto l'avvocato. L'avvocato, io insisto nel dire che probabilmente non l'ha attenzionata. No, signor Pubblico Ministero, siccome c'è un omissis, io non posso sapere quello che c'è nell'omissis. No, avvocato, anche senza l'omissis si capisce, quindi ne do lettura io alla Corte. Lei ad una domanda del Pubblico Ministero, c'è un discorso precedente, c'è un omissis, ad una domanda del Pubblico Ministero risponde: no, però mi riporto un po' indietro, mi scusi, sempre che in quella occasione, essendo che io una volta a casa di Alfio Laudani sentii Mario Laudani inveire contro Salvo Antò che se li era giocati, questo discorso risale subito dopo la morte di Santo, questa parentesi che sto aprendo, subito dopo la morte di Santo, ha inveito contro Salvo Antò. Diceva: vedi, questa è opera di quel cornuto di Salvo Antò che ci ha giocato, che si è messo ora con i Santa Paola. Punto. Allora io, è lei che parla, quando lui fece questo discorso, Gaetano Laudani, mi sono ricordato di questa cosa, e allora gli ricordai e gli ho detto: ma come va con Salvo Antò? Che rapporti avete? Dice: ma Pippo, li sto riprendendo, cioè questo qua. Gli ho detto: ma questi vespri siciliani, ma i vespri siciliani l'appaffare, ci diceva no, e allora non sono più andato oltre nel merito. Ha capito ora? Sì, per intero. Ecco, riesce a dare una spiegazione di queste dichiarazioni? Mi scusi il Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero Faccio una domanda. sente la necessità che il punto sia chiarito, cioè al Pubblico Ministero sembra che la verbalizzazione non sia sufficientemente chiara, io voglio sia confusa. Cioè, insomma, per il motivo per cui si dovrebbe tornare su questo argomento. Ecco, Presidente, io non ho motivi particolari perché per me è troppo chiaro, però siccome l'avvocato Attanasio si è lasciato andare un po' mi scusi, ma ci sono i verbali sì, Presidente, però mi consenta soltanto di formulare questa osservazione, perché non si è trattato di una domanda ma si è trattato di una considerazione. L'avvocato Attanasio ha osservato che l'imputato avrebbe avuto delle capacità divinatorie di anticipare. Ha fatto questa considerazione, così è definita. Allora non ho altre domande. Poi la Corte guarderà questo verbale, guarderà tutte le cose dette, guarderà dei problemi della conflittualità. Credo che sono considerazioni in tema di discussione. Infatti, avvocato, lei lo sta dicendo soltanto alle ore 20. Avvocato Attanasio, la Corte io spero che si dovrà attardare in ben altri argomenti di quella che è la posizione dell'onorevole Salvo Antò. Questo io lo spero di tutto cuore, insomma, nel decidere questo processo, perché c'è un altro giudice, non perché abbia questioni personali con l'onorevole Antò. Non lo dica a me, però questo non lo rivolga a me. Purtroppo in sede di istruzione si deve fare quello che è necessario. E allora no. Presidente, allora mi faccia solo per scrupolo mi faccia fare una domanda. Voglio chiedere al signor Ferone, quando ebbe a parlare dei vespri siciliani col signor Gaetano Laudani?
Torniamo, Presidente. Ma lì è chiaro, Scusa, l'ha fatto lei. È chiaro lì il discorso, a quello che ho sentito. No, per ma favore, non chiudiamo dobbiamo- l'argomento. Va. Presidente, mi scusi, è chiaro, però dico, rimane, mi scusi. Presidente, c'è opposizione perché È una bella opposizione. le prego, la spiegazione che dà ed è una... Gli chiedo scusa se Ma non dico sto parlando dell'onorevole Andò, che- avvocato, le sto parlando dei chiedo vescovi scusa. siciliani. Va bene, le chiedo scusa, è una leading questions, come dicono No. gli anglosassoni. Non si possono fare Vorrei, le domande vorrei di chiudere l'argomento conduzione. anche perché dovremmo licenziare Ecco, il grazie. signor Ferone stasera. Risponda Presidente, mi lei. scusi, però dico, rimane il fatto che sono state fatte delle considerazioni che andrebbero fatte in altra occasione, sono state date per scontate cose che l'imputato di reato connesso non ha dichiarato. Di tutto si è dato atto a verbale e dovremmo accontentarci di questo. Avanti. Altre domande del pubblico ministero? Sì. Lei ha fatto riferimento ad un fatto di sangue di cui sarebbe stato testimone a proposito di nel 1973 in Piazza Europa. Lei ha visto un killer sparare da una 500 e avrebbe individuato tale persona in campanella. È quello che mi pare ha dichiarato. Presidente, chiedo scusa. Non so se è finito il pubblico ministero con la domanda. No, non ho finito. Chiedo scusa. Ecco, volevo sapere da lei, ha poi saputo il motivo per il quale questa persona era stata uccisa? No. Va bene, un'altra domanda. Avvocato Russo. Sì, Presidente, la ringrazio. È una cosa brevissima, però dovrebbe essere allontanato Allontaniamo momentaneamente. il signor Ferone. Qualche minuto, sì. Solo per la forma, Presidente, perché non credo che fosse assolutamente necessario. Anzi, Presidente, per quello che vale l'atto, io posso anche chiedere la presenza. Io desidererei, vedrà che la presenza o meno conta poco. La Corte ricorderà che in sede di controesame ha fatto riferimento a una certa persona, ha detto qualcosa, ha escluso che facesse parte di un certo mondo e a mia domanda ha risposto: ma si tratta di Turi Santocono, ricorda Presidente? Lo ha descritto, gliel'ho fatto descrivere, alto, bruno, vive con la nonna, lo ricorda? Dico, allora, è così, consigliere, bene. Beh, se no, vabbè, non c'è dubbio. Mostrare il signor Santocono. Allora, io desideravo che fosse, non si tratta neanche di una ricognizione, è una vera e propria identificazione, non è soggetta a particolari formalità, voglio dire, non credo. Presidente, io vorrei capire, è un chiarimento che chiedo all'avvocato. Dico, dovremmo fare l'identificazione o la ricognizione di chi? Allora, Scusi, persona di... se riesco a spiegare bene, ecco perché forse avrei dovuto farlo sul momento, però la Corte ha sempre deciso di fare questi atti alla fine degli esami. Vabbè. Allora, io ho fatto delle domande su un tale personaggio e il signor... Come? Si sente una sveglia ogni tanto. Una sveglia? Così. Freudiano! Allora, dico, ha dato delle risposte a delle mie domande, ho chiesto di una certa persona se lo conosceva da ragazzo, ha risposto del quartiere di Piazza Bo, ha insomma indicato un certo personaggio. Quando io ho chiesto, si ricorderà, si chiamava Turi, lui ha detto spontaneamente: chi? Turi Santocono? Ecco, siccome l'imputato oggi attuale si chiama Santocono Carmelo, lui lo ha descritto, ha dato le descrizioni. Ora vorrei sapere se quella persona di cui ha parlato e le cui cose sono già inserite nel verbale, il signor Ferone lo Santocono, l'attuale imputato, del quale peraltro, ripeto, già descrizioni. È un atto, diciamo così, se che non ha bisogno neanche di garanzie particolari, non si tratta di ricognizione, di identificazione. Cioè glielo si può far tranquillamente vedere per dire: è questo di cui lei parlava, tutto qua. Presidente, io voglio fare soltanto un'osservazione di questo genere. Dico,
il difensore sta parlando di un Santocono Turi che formalmente, dico sotto il profilo puramente formale, è persona diversa da Santocono Carmelo. Quindi io non vedo perché si debba procedere a ricognizione nei confronti di una persona imputata di questo procedimento sul presupposto, tutto da dimostrare ma comunque non dimostrabile in sede di ricognizione, che questa persona sia quel Turi. Ma no, mi scusi, noi prima dovremmo accertare che Turi Santocono coincide con Carmelo Santocono e poi io darò la mia opinione positiva sull'espletamento di questo atto, perché se io non so che Turi corrisponde a Carmelo, se lei avesse fatto una domanda all'imputato di reato connesso dicendo sa qual era il vero nome e se il signor Ferone avesse detto Carmelo si chiamava anche Turi, io sarei d'accordo e non avrei difficoltà, ma qui stiamo partendo da un presupposto che è da dimostrare, quindi che senso ha fare una individuazione o ricognizione, quella che vogliamo chiamarla, nei confronti di una persona che per tabulas risulta diversa dalla persona di cui ha parlato sino adesso il Ferone. Pare che potrebbero ritenersi soddisfatti i difensori per quanto riguarda questo grado del giudizio. Ma Presidente, ma dico... Relativamente alle dichiarazioni di Ferone, naturalmente. Mi perdoni, Presidente, io non ho... Cioè, intanto, con tutta sincerità, ma non faccio mai commenti di questo genere, cerco di evitarli. Non capisco che difficoltà possa avere l'accusa. Tuttavia, per essere ancora più esplicito, e partendo proprio dalle parole del pubblico ministero, non c'è nessuna certezza processuale. Se ci fosse stata, non avrei chiesto l'atto. Però mi dovrebbe seguire, Presidente. No, scusate me. Avrei bisogno quantomeno di avere avremmo bisogno quantomeno un riferimento, cioè lei che conosce il suo assistito ha fatto una descrizione che si attaglia alle caratteristiche del suo assistito, almeno questo dovrebbe essere. Se mi fa completare forse risolviamo. Allora, io innanzitutto desidero ripetere, perché probabilmente non ho il dono a quest'ora della chiarezza, in sede di controesame io ho chiesto al signor Ferone, e ripeto testualmente, lei conosceva nel quartiere di Piazza Bovio un tale Turi, ricorda qualcuno che avesse avuto difficoltà di vita, abbandonato dal padre? Allora il Ferone risponde che viveva con la nonna, con la madre, l'ho fatto descrivere, bruno, alto, scuro. Bene, ho chiesto, lei ricorda se si chiamasse Turi? C'è Turi Santocono? Al che io ho detto, probabilmente sì. Allora, siccome ho contezza, è ovvio, se non avessi contezza l'imputato, è ovvio che col difensore conferisce. Ora, se noi pretendiamo per la finzione che lui faccia dichiarazioni spontanee, gliele faccio fare, ma non credo sia necessario. Io chiedo solo di sapere, la Corte lo può provare immediatamente, se quel Santocono di cui parlava, quel Turi Santocono di cui parlava il signor Ferone, sia proprio l'imputato Santocono Carmelo. Io non credo che l'accusa possa avere difficoltà, salvo la fissità dei ruoli, io non credo che sia nel nostro codice. Ma non c'entra questo, io non ho capito. Ancora sul tema la relazione ministeriale al vecchio codice. Io non ho capito il pubblico ministero è un'accusa, ma è una parte particolare che deve fare gli interessi della giustizia. Ma avvocato, su questo non c'è dubbio, quindi sono osservazioni fuori di luogo, mi consente. Io voglio capire, lei fa fare questa ricognizione che glielo mostriamo oppure glielo mostriamo assieme ad altre persone? Può fare come vuole lei, per me è un atto di identificazione, cioè questo signore, quello di cui lui parla, non credo che sia soggetto a delle garanzie, poi scelga la Corte, a me importa poco. Ha parlato di un personaggio, lo ha descritto, gliel'ho fatto descrivere, ha dato dei particolari di vita, ha usato il cognome dell'imputato. Noi potremmo informalmente, se c'è consenso, agire in questo modo. Facciamo rientrare il signor... Sì? Lei, facciamo preparare 3 imputati. Come vuole, Presidente, voglio dire, però la ricognizione... Li facciamo mettere là dietro, li facciamo uscire in fila e glieli mostriamo e gli chiediamo se c'è questa persona. Presidente, mi consente, Presidente. Io posso seguirla anche in quest'atto che tuttavia presume e pretende delle garanzie che normalmente sono, come si può dire, a tutela degli interessi difensivi, e mi sta bene anche così. A
questo punto vedrà la Corte che domanda fare. La domanda sarebbe stata: è questa la persona di cui parlava? Se no dovremmo dire: la persona di cui lei poco fa attribuiva il nome di Turi Santocono è questa fra tre. A me sta bene anche così, come preferisce lei. Allora, ma voglio dire, è la stessa, assolutamente, è la stessa identica cosa. La Scorta dovrebbe preparare l'imputato Santocono Carmelo con altri due e tenerli dall'altro lato dietro la porticina. Da questa parte facciamo venire intanto il signor Ferone. Signor Presidente, sono pugliese, mi scusi, relata refero, il mio cliente è Emanuele Natale, che mai ha interloquito durante questo dibattimento, desidera soltanto per il tempo di 1 minuto fare delle dichiarazioni immediate e spontanee, dando la voce all'ultima gabbia abitata, che è la penultima sulla destra. Direttamente dalla gabbia. Può parlare. Presidente, le chiedo scusa. C'è nessuno, no? Sì, mi scusi. Signor Presidente, non so se lei mi sente bene. Abbastanza. Comunque, volevo accennare a questo. Per quanto riguarda la situazione che il pentito Ferone accennava circa la mia amicizia con un palermitano, con un palermitano geometra, quello che è, in effetti questo giovane aveva un'attività qui a Catania e aveva un'attività di cooperative. Mi è stato presentato da un mio socio mio Alvido Portofino di Santa Maria La Scala. Questo giovane, di cui una persona per bene, di cui posso fare anche il nome se lei ritiene che io lo possa fare, si chiama Antonio Majorana, è un geometro sposato con un architetto. Questo dice a me che lo zio, che si interessava di cooperative, aveva venduto una cooperativa a Certo Cappellani, che ha un negozio, un'attività sul campo pianoforti. Io ho detto che non lo conoscevo questo Cappellani, ma che al limite ci potevamo andare a parlare. Abbiamo parlato con questo Cappellani e questo Cappellani rispose che per lui non c'erano problemi, non doveva dare niente, perché anzi quel signore che gli aveva venduto la cooperativa gli aveva dato dei problemi perché la documentazione non l'aveva fornita abbastanza sufficiente ed esauriente. Quindi si è limitata la cosa che l'amico mio praticamente diceva che c'erano questi soldi perché la cooperativa l'avevano formata loro. Il Cappellani diceva anzi che c'erano parecchi problemi perché gliel'avevano consegnata con ritardo e quindi non poteva dare niente. La cosa si è chiusa lì, che poi il Ferone praticamente mi conosce dal 73, è una cosa strana, però può essere normale per lui, perché siccome io sono stato sempre un commerciante ed ho espletato un'attività sempre lavorativa, perché sono entrato al comune nel 64 e mi sono pensionato nel 92, ho acquistato il pianeta Playa alla Playa, ho avuto il Lode Portofino a Santa Maria La Scala. Mia moglie è socia dell'attività dei trasporti funebri, quindi sta dicendo delle stupidate, perché quando si esprime dicendo che io ho attivato 24 ore su 24, vorrei vedere con un sacco di attività che io ho spletato e ho fatto, il mio lavoro si è espresso semplicemente per quanto riguarda le mie attività. Quindi in quel caso però particolare che lui accennava di quel palermitano, io sfido chiunque pentito collaborante a poter dire se io sia stato mai a Palermo o se io eventualmente abbia avuto qualche amicizia con qualche palermitano. L'unico palermitano che ho conosciuto è questo ragazzo geometra che si chiama Antonio Majorana, aveva un ufficio a Catania e che eventualmente disse a me che attraverso lo zio vantava un credito nei confronti di Cappellani che io non conoscevo. Cappellani disse invece che questo debito non c'era, la cosa si è chiusa tranquillamente e con la massima onestà. Grazie per quello che può interessare la Corte. Bene, allora passiamo a questa fase successiva. C'è il signor Ferone da quella parte? No. Posso, Presidente? Posso? Sì, semplicemente
Mi scusi se mi permetto, dico, si potrebbe, poi la Corte vedrà qual è la forma migliore, se fra questi tre riconosce quel tale Turi Santocono di cui ha già parlato. Tutto qua, voglio dire, credo che sia questo il modo. Sì, Presidente, io chiederei che però venisse chiesto preliminarmente al nostro imputato di reato connesso da quanto tempo l'ultima volta che ha visto questo soggetto. Allora c'è il signor Ferone. Quando risale l'ultima frequentazione con questo soggetto? Ha già risposto in sede di contresame, Presidente, è verbalizzato, È verbalizzato. Cioè, da quanto tempo? Certo, ho chiesto ripetutamente. La questione riguarda una persona che lei ha indicato come chiamarsi Enzo Santocono. Turi Santocono. Sì. Stamattina ha parlato di un Turi Santocono. Sì. Si vede che proprio la mia cognizione del tempo è completamente sbagliata. Oggi pomeriggio, e sei in grado di riconoscerlo? Sì. Se lo vede. Sì. Allora, le mostriamo qualche Certo. persona e lei la guarda e vede se c'è questo Turi Santocono. Possiamo farlo entrare, sì. Il primo, signor Presidente, è lui. Si dà atto che vengono mostrati al dichiarante tre imputati che escono dalla porta che immette nel corridoio delle gabbie alla sinistra del banco della Corte, e il primo che esce viene indicato dal Ferone come il Santocono Turi, sì, di cui ha parlato in precedenza. Lei è il signor Santocono Carmelo. Interpellato l'imputato risponde chiamarsi Santocono Carmelo. Possono andare. Perché in verità non sapevo che si chiamasse Carmelo, fra l'altro. Presidente, scusi, diamo atto poi, una volta allontanato il dichiarante, dei nomi delle persone che hanno accompagnato il Santocono? A questo punto mi pare che per il modo come si è svolto l'esperimento non sia neanche necessario. Per completezza di atto, se lo ritiene opportuno. No, non gliel'ho chiesto perché non mi è sembrato necessario, perché si è deciso di farlo in questo modo, l'esperimento è uscito altrimenti avremmo dovuto sono chiedere se usciti in questo conosceva modo anche gli perché si doveva procedere in tutt'altro modo. Appena uscito il Ferone ha detto è quello lì, basta. Possiamo licenziare il Ferone. Presidente, io dico non ricordo la risposta e quindi soltanto non lo faccio né per polemica né per altro. Io volevo formulare la domanda che poc'anzi avevo chiesto che venisse formulata dalla Corte e che posso formulare io stesso. Se lei mi consente, io vorrei sapere dal signor Ferone quant'è l'ultima volta che ha visto il signor Santocono, quando si sono fermati i suoi rapporti di frequentazione con il Santocono. I rapporti di amicizia, di conoscenza risalgono all'infanzia. Poi per motivi per vicissitudine diciamo giudiziarie o meno, io credo lui per lavoro, ci siamo un po' distaccati e ci vedevamo di tanto in tanto così di passaggio. Ciao Torino, ciao Pippo, basta, solo questo qui.
periodici. Fino a che tempo questo? Cioè, fino a quando l'ha visto? Qualche volta l'avrò visto nel 92 per esempio, in periodo estivo qualche volta, così sempre di passaggio da Piazza Bovio. Cioè questi rapporti quando sono diventati saltuari? Quando è che vi siete limitati soltanto a dirvi ciao ciao? Diciamo dagli anni 80 in poi, in quanto per motivi di giustizia e per altri motivi, diciamo che non ero più solito come prima a frequentare Piazza Bovio, ma la frequentavo solo quando, diciamo, c'era cosiddetta calma, e in quelle circostanze lo vedevo ogni tanto che lui passava, veniva, andava dalla mamma, dalla nonna, ciao Torino, ciao Pippo, solo questo qui. Può andare, Buonasera. A questo punto possiamo sospendere anche noi? Allora ci aggiorniamo a domani. Come da programma. Come da programma. Sì, no, tutti quelli che saltano, si riprenderanno quello di venerdì. No. Signori, buonasera.